L'impasse in cui si è fermato il processo di autonomia del Veneto è seguito con attenzione anche sul versante sindacale, un iter che appare incagliato a Roma tra rinvii e discussioni tra alleati di governo, e la CGIL ha una sua proposta per sbloccare la situazione. Per uscire da questa palude noi diciamo che va riportata questa discussione che coinvolge tutte le regioni, non solo quelle che per prime hanno fatto questa proposta, dentro la sede istituzionale che sarebbe più competente, che è quella della conferenza Stato-Regioni. Perché non si fa all'interno di quella sede, non si costruisce una proposta condivisa da presentare al Parlamento? Non tutte le competenze, dicono alla CGIL, dovrebbero passare alle regioni e su quali il dibattito è vivace, ma una volta stabilito un quadro generale e condiviso che salvaguardia la coesione nazionale e garantisce i livelli minimi delle prestazioni essenziali in tutto il Paese, la riforma è necessaria. Perché il Presidente Zaia non si propone lui e non si fa promotore lui di questo percorso, che deve essere un percorso ovviamente non dilungato nei tempi, ma che avrebbe l'utilità di essere un percorso più realistico e anche più condiviso, insomma, più. Sbloccherebbe l'impasse, secondo lei, in cui si trova questo Secondo processo? noi sì, se si definisse a monte un'esigenza vera di ridefinire competenze e ripartizione, noi l'abbiamo sempre riconosciuta, perché il titolo quinto e la sua mancata poi applicazione ha determinato una situazione di confusione, di incertezza, di contenzioso tra le regioni che è negativo e che va superato.